Buon pomeriggio, ben trovati a Sicilia 24 Focus. Ieri l'ottava di Sant'Agata con la processione in Piazza Duomo, il piccolo giro interno di Piazza Duomo, i devoti hanno salutato definitivamente, hanno dato un arrivederci alla nostra Santa Patrona. E allora parliamo oggi dell'insegnamento di Sant'Agata, facciamo un piccolo bilancio della festa, come è andata e cosa ci ha lasciato per il futuro, ma iniziamo subito così, con la copertina. Perché io non vedo di fronte. Ve la facciamo vedere tra pochissimo. Allora, in realtà avevamo preparato una copertina che era un piccolo riassunto in immagini e audio dei fuochi principalmente, per ricordarci cosa è successo appena una settimana fa. Ma ne parliamo in studio oggi con la mia ospite Mariella Aurite. Buon pomeriggio Mariella. Buon pomeriggio a voi, grazie. Presidente del Circolo Femminile di Sant'Agata e soprattutto devota. Assolutamente. Diciamolo, perché tutte le persone, gli uomini e le donne che fanno parte dei circoli cittadini legati appunto a Sant'Agata, c'è il circolo maschile, c'è il circolo femminile, sono principalmente devoti. Abbiamo 6 associazioni a Catania, tutte le associazioni, è chiaro che chi diciamo tessera o aderisce all'associazione, è chiaro che lo fa per devozione, per dare un segno, una testimonianza. Cosa fanno le associazioni? Ecco, le associazioni ognuno ha una sua caratteristica, ma principalmente si segue quello che è il disegno della Chiesa, quindi della Chiesa che viviamo, quindi della nostra diocesi, della nostra arcidiocesi. E ad esempio io posso parlare appunto del Circolo Femminile Sant'Agata. Quest'anno abbiamo cominciato presto, abbiamo cominciato con l'arrivo di Santa Lucia, l'incontro e insieme a tutte le altre associazioni abbiamo anche noi animato la veglia e poi facciamo parte delle catechesi che vengono fatte mensilmente, anche settimanalmente, ognuno nelle proprie sedi, e noi ad esempio quest'anno siamo pronte per l'8 marzo. Per l'8 marzo che insieme alla consulta diocesana, quest'anno verrà di sabato, Cosa succederà? Ogni anno abbiamo sempre da circa 25 anni che in collegiata si festeggia, ma più che festeggiare diciamo che si onora quello che è il senso dell'essere donna nella Chiesa. Quest'anno verranno 2 teologhe molto importanti, la dottoressa Militello e un'altra dottoressa che in questo momento mi sta sfuggendo, adesso vi mando che appunto riprenderanno il tema che l'anno scorso abbiamo già intrapreso sulla violenza di genere, ma più che violenza di genere avremo pur una parte teologica. Dovete venire, e lì sarà sabato 8 marzo alle 17 presso la Basilica Collegiata. Benissimo, sicuramente ci saremo. Ma che festa è stata? Vediamo se siamo in grado di mandare queste brevissime immagini che ci riassumono in 30 secondi l'uscita di Sant'Agata. Ecco, abbiamo visto queste bellissime immagini con i fuochi che illuminano al calar del sole la città di Catania. Visti dall'alto sono davvero un grande spettacolo, e poi Sant'Agata che ritorna tra i suoi cittadini e l'abbraccio con il fiume bianco dei devoti. Mariella, noi le rivediamo, già vorremmo tornare indietro di una settimana. No, perché come detto ieri mi voglio riallacciare all'omelia del nostro arcivescovo. Adesso la faremo vedere. Sì, perché
la festa di Sant'Agata è sicuramente un momento che deve riunirci, deve fare sì che la nostra città diventa comunità. Ecco, questa è l'immagine che noi dovremmo dare all'esterno, e quindi l'arcivescovo ha detto proprio: io dirò che la festa sarà riuscita fra 350 giorni, e quando allora, tutti saremo di nuovo qua. qua. E allora, adesso ne parliamo, perché visto che hai aperto l'argomento, lanciamo l'RVM con l'omelia dell'ottava, che appunto si è svolta ieri, lo ricordiamo, in Piazza Duomo. C'è stato l'ultimo abbraccio di Sant'Agata con i suoi devoti, un momento sicuramente più intimo rispetto alla festa della processione, perché Sant'Agata fa un piccolo giro di Piazza Duomo sul tronetto, quindi portata in spalla dai devoti e non all'interno del fercolo. In questa occasione ieri l'arcivescovo Renna ha tenuto la sua omelia, e sentiamo un piccolo stralcio. Viene considerata l'ultimo giorno, in verità è il primo giorno. Perché il primo giorno? Alla fine della messa, come alla fine di ogni celebrazione, c'è sempre un mandato, perché l'abbondanza della grazia che abbiamo ricevuto in questi giorni non la possiamo sprecare. Certo, si fanno e si danno giudizi: la festa è andata bene, è stata ordinata e a me fa piacere, ma io vedrò se la festa è riuscita nei prossimi circa 350 giorni. Lo vedremo nei prossimi giorni se la festa di Sant'Agata è andata bene. Dal mio comportamento, dal comportamento di noi sacerdoti, dal comportamento di voi che avete portato il sacco e siete stati nel cordone. Quanto ci ha cambiato in meglio la festa di Sant'Agata. Quando continueremo ad amare questa nostra città, Catania ha bisogno di persone che imparino a vivere insieme, e si vive insieme se io rispetto la persona che sta accanto a me, che vive nella mia stessa città. Per cui quello che io chiedo alla nostra Sant'Agata è: Sant'Agata, fa che questa festa porti frutto. Ecco Mariella, lo abbiamo sentito, l'invito di Renna è stato un invito al senso civico, quindi i devoti tutti, sempre, non solo nei giorni della festa. Soprattutto è come quando finisce la Santa Messa. La Santa Messa finisce quel momento, ma comincia la testimonianza, quindi da questo momento comincia per tutti i cristiani, per tutti coloro che credono fondamentalmente, quello che ha detto il nostro arcivescovo, cioè il rispetto dell'altro. Nel momento in cui noi riusciamo ad avere rispetto dell'altro, sicuramente possiamo dire che la festa è avvenuta anche dentro di noi, no? Quindi dobbiamo stare attenti tutti noi, non solo i devoti ma anche i cittadini, a capire se ci meritiamo la festa dell'anno prossimo, l'edizione 2026. Esatto, esattamente. Sì, non è facile, io capisco che l'essere umano è sempre portato a determinati sbagli, però parliamo di festa. Siamo qui appunto per fare un bilancio di questa edizione 2025 della festa di Sant'Agata, la ripercorriamo insieme con le immagini, commentiamo quello che è successo, ma rimarrei ancora un attimino sulla omelia di Renna, perché questa è stata l'ultima, quella dell'ottava di ieri sera, in cui ha ricordato, quindi ha fatto questo invito al senso civico, e poi però ha ripercorso anche le parole che aveva detto in precedenza nelle omelie precedenti. Sì. Si è rivolto tanto ai devoti, anche ai devoti che stanno all'interno del cordone, no? È chiaro, perché, prima di tutto quelli che danno, ma mi metto anch'io l'esempio, e anche la testimonianza. La testimonianza è la prima cosa che chiede dei nostri comandamenti: ama il prossimo tuo come te stesso, quindi è la cosa più difficile, ma che racchiude tutte 10
10 comandamenti. Per fare anche il quotidiano La Sicilia oggi racconta l'ottava di ieri e fa un bilancio anche con il maestro del Fercolo Claudio Consoli. Per il Capovara la festa è stata certamente serena, leggiamo così, ti vorrei fare commentare questa cosa di cui mi sono accorta anch'io durante le nostre dirette, ma questo non può bastare, ci sono sempre meno cori di risposta al richiamo cittadini con Viva Sant'Agata. All'interno del cordone questo non va bene, dice Claudio Consoli, la nostra tradizione va salvaguardata, e questo l'ho appunto letto perché ne vorrei parlare con te, perché è un fatto di cui mi sono accorta anch'io. Ormai da tanti anni seguiamo insieme la festa di Sant'Agata e ho notato quest'anno che ci sono stati meno cori, meno cittadini Viva Sant'Agata, cittadini Viva Sant'Agata. Sì, ci sono stati più forse poesie, così noi ci accorgiamo di avere tanti poeti, no? Tantissimi catanesi, e che sono di svariata fattura. Dico. Le poesie tu intendi quelle che diciamo declamano, esatto, quelle con un che filo declamano. di voce, perché ormai la voce è scomparsa dopo il 4, dopo la processione del giro esterno del 4. Io dico che i ragazzi le persone che portano il cielo. Però devo dire che anche nel cordone sento tantissime di queste declamazioni, ed è vero quello che anche dite. nel cordone le poesie. Sì, ho sentito questo, però io dico tantissimi giovani. Anche questa è tante tradizioni si stanno perdendo all'interno della festa, quindi vuol dire che c'è un scarso modo di tramandare, e quindi i nostri anziani non ci sono all'interno del cordone. Il cordone è tantissimo, è pienissimo di giovani e di ragazzi e di ragazze d'età media dai 20 ai 25 anni. Io non vedo più camminando nel cordone persone che percorrono tutta la festa di un'età avanzata, e quelle sono le persone che mancano e che ci possano dare il tramandare la tradizione. Ed è vero, il nostro grido non deve essere perduto, anzi io farei una cosa, cioè proprio farei partire dalla Vara questo grido ad onda, così come quelli dello stadio, e far sì che tutto il cordone sia percorso da questo grido, da questo inno, perché alla fine è un inno alla devozione. E questa è una cosa che arriva anche proprio dal punto di vista energetico, perché sono vibrazioni, no? Sì. che noi che emettiamo sono molto con belle. la voce. Devo dire che quello di Santa Lucia a Siracusa mi ha pervaso, sirausana è, devo dire molto forte, e ripetono continuamente questa, e da noi perdere questo sarebbe veramente un peccato. Questo sicuramente, immagino, spero che l'anno prossimo appunto non succeda, perché secondo me l'invito di Claudio Consoli, ma di tutta la Chiesa, anche nostro, anche in questo momento, secondo me verrà raccolto dai devoti. Ma nel cordone possono arrivare un po' tutti, cioè non ci sono solo determinati, anche perché è molto lungo, giusto? Tutti cosa intendi? Nel senso i devoti che si avvicinano, o diciamo ci sono delle gerarchie? No, non ci sono delle gerarchie, esiste soltanto sotto la Vara, è chiaro, per una tutela che i 12, sotto la Vara, e le persone che stanno no, ma poi non c'è una gerarchia assolutamente. Si avvicinano un po' tutti, anche forse anticamente c'era questa gerarchia, anzi è sicuro che ci fosse, e che c'era la maggioranza di persone anziane che affollavano la prima parte del cordone, e poi c'erano i giovani, ma i giovani venivano allontanati nelle salite. Infatti non si possono più fare le corse, perché i ragazzi non si allontanano, non solo non si allontanano, ma c'è troppo affollamento, e questo è uno dei motivi di sicurezza che sicuramente non dà l'aggio al Capovara di poter fare in altra maniera. Allora, visto che stiamo ripercorrendo un po' la festa che è stata, vediamo la sintesi dell'uscita dal Sacello, che poi è il momento più toccante, perché inizia la festa e si riabbraccia Sant'Agata. Ecco, questi sono appunto gli... Questo è un momento sicuramente importante anche per il comune di Catania, che
che tutela, anche loro tutelano delle chiavi, no? Questa è una Senti, cosa ma antica, dicono... se lo potete vedere. Bellissimo, bellissimo. Ma si dicono queste cose delle porte, Le tante 7 porte. Ancora oggi tantissimi devoti parlano di porte. No, Sant'Agata è custodita da delle porte importanti sicuramente, ma non sono 7. E poi l'uscita su questi binari, questo montacarichi che porta il busto sul tronetto che scivola sul binario, c'è un primo tronetto e poi il tronetto, quello che noi conosciamo tutti, dove viene poi assicurata da delle funi, ma deve essere ben assicurata perché può scivolare, è molto, molto pesante. Quindi È questo è anche un bellissimo momento di grande vedendo l'immagine di tutti i devoti che Sì. sventolano i fazzoletti, e bianchi. l'arcivescovo più volte ha detto: posate i vostri telefonini, posate i vostri telefonini e tirate fuori il fazzoletto bianco, che ha una sua motivazione, è inneggiare. Anche durante i fuochi dovrebbe essere così, perché anticamente si faceva durante i fuochi, tutti facevano appunto, inneggiavano e sventolavano i fazzoletti perché per i fuochi portare sono più su possibile la propria preghiera. Ecco. Perché i fuochi sono anche un omaggio appunto a Sant'Agata. Certo. E questi sono i momenti. E poi c'è l'inno che che splendi in l'inno di Sant'Agata, l'inno di Sant'Agata che ormai è entrato nel cuore di tutti, che tutti cantano, insieme a quello ormai di Orsuvo Devoti, che è quella omelia, tratto da un'omelia di una delle domeniche di gennaio, proprio del cardinale Dusmet, e fu musicata e con partiture fatta proprio dal maestro Nunzio Schilirò, che era il maestro di cappella della cattedrale, e fu riuscita fuori una delle famose Sere 3, questo canto che fu cantato, e oggi... Questo è l'arcivescovo che canta? Sì. E devo dire ormai che è una bella voce. Sì. Ormai lui è un catanese a tutto tondo. Vabbè, ma cittadini, e questo è un bellissimo momento. Anche lui è col fazzoletto in mano, se vedete. Perché deve dare l'esempio. Assolutamente, anche lui inneggia alla nostra santa, che... E questo lo ricordiamo, avviene il 4 mattina all'alba, durante la messa dell'Aurora. Delle ore 6 del mattino, alle 6 quando del mattino. già i cancelli si erano aperti intorno all'1:30 di notte della chiesa cattedrale. ovviamente era piena. Subito si riempie immediatamente. La gente aspetta là, ognuno con i propri pensieri, con le proprie riflessioni. Con quello ognuno di noi sicuramente Che porta porta nel dentro. cassetto quello che porta dentro, lo va a offrire. Per me questo è il momento, vabbè, per me personalmente, ma forse anche per tante altre persone, è il momento proprio più toccante. Questo è un momento anche riguardando toccante. le immagini proprio mi È vengono vero. i brividi, perché è lì il momento in cui si aprono i cancelli e Sant'Agata viene Era fuori. anche molto toccante quando Sant'Agata saliva con l'ascensore, quando c'era il vecchio coro. E Sant'Agata saliva, ci sono anche delle giorno immagini, 4? il 4 mattina, saliva con questo piccolo ascensore, quindi Sant'Agata si vedeva prima, ci sono delle foto, delle immagini antiche, dove si vede prima la corona, poi la testa, poi E da dove e c'era dietro l'altare, non era così, era diverso, ok. il coro era montato in maniera diversa, c'era questo ascensore dietro l'altare che non si vedeva, che questo ascensore era un montacarichi, e con la manovella dietro il capovara la faceva salire piano piano, e tutti aspettavano questo momento. Questo io mi ricordo avevo 7 anni, 8 anni. Perché in quel modo, diciamo, in realtà la potevano vedere tutti, così la può vedere chi sta da quel lato, diciamo, l'uscita, diciamo, dal sacello. Usciva dal sacello, entrava in questa zona nella parte poi dietro, e poi veniva salita appunto sull'altare da questo tronetto. Poi le cose cambiano, anche le tradizioni. Ma soprattutto cambiò poi l'assetto dell'altare della cattedrale, quando ci furono tutti i restauri proprio, e fu il periodo che c'era Monsignor Bonmarito. E quindi questo era il momento dell'uscita di Sant'Agata dalla messa dell'Aurora. Giorno 4 poi cosa è successo? Parte la processione ovviamente del giro esterno del fercolo di Sant'Agata, e poi c'è la tanto attesa salita dei Cappuccini che noi abbiamo, quindi mandiamo l'RVM e lo commentiamo insieme, perché quest'anno la salita dei Cappuccini ha avuto una particolarità, ovvero si è svolta alle 5:15 del pomeriggio, cosa alla quale non eravamo quasi più abituati. Mariella, lo stiamo vedendo.
Sì, ho detto anche durante la diretta che le immagini con la luce mi hanno dato la sensazione di tornare indietro di tanti anni, quando proprio questa salita si faceva intorno alle 14, 14:30 sì, circa. anche in strada mi raccontavano devoti, persone che erano con me, ospiti, che ricordano magari quando erano piccoli l'ora di pranzo, subito dopo pranzo. Sì, subito dopo pranzo, perché poi sostava lungamente all'interno appunto di Sant'Agata la Vetere. Anche quest'anno è stato molto bello questo momento dove l'arcivescovo ha svolto i primi vespri a Sant'Agata, ed è un momento commovente ed è un peccato perderlo, perché insomma quest'anno ce lo siamo goduto sicuramente in maniera, e speriamo che potrà essere nella stessa maniera i prossimi anni. La salita ai Cappuccini di quest'anno, ricordiamo, è partita alle 17:15 ed è partita, diciamo, è partita spedita, è partita spedita, proprio però al passo. è partita Poi spedita, però ha fatto bene il capovara dover necessariamente bloccarla a un certo punto, perché non c'erano i limiti di sicurezza, di distanza del cordone dalla parte, diciamo, da sotto la vara. Solitamente c'è un pezzo di cordone che resta vuoto, soprattutto nelle salite, nei momenti più importanti, proprio per un momento di sicurezza, per una questione di sicurezza. Quindi è partita spedita, abbiamo visto proprio quasi di corsa, poi c'è stato un attimo di stasi, ecco, che l'ha forse bloccata, ha frenato, lo stiamo vedendo. Io mi ricordo che ero in diretta e guardavo le immagini e dico: cosa è successo? Non perché è successo niente, non è successo niente di che, ha preferito continuare in sicurezza, perché sì, anche se la salita, devo dire, è una salita ripida, abbastanza non è facilissima, soprattutto perché deve fermarsi davanti Sant'Agata al Carcere, dove c'è sia l'offerta floreale dell'antica associazione Sant'Agata al Carcere, e poi lì quelli sono i luoghi del martirio di Agata. È giusto che rimanga, che si fermi, per cui poi è ripartita in maniera più lenta, ma in sicurezza. Bene, allora noi praticamente siamo quasi in chiusura già, ho anche dimenticato di mandare la pubblicità, perché quando c'è Sant'Agata è come se ci dimentichiamo tutto, si ferma tutto, ci si concentra solo lì, per qualche momento si pensa solo a quello. Allora ci fermiamo per una pausa, ma torniamo subito dopo con le immagini della festa di Sant'Agata edizione 2025. Ritorniamo in studio, Sicilia 24 Focus, stiamo parlando dell'insegnamento di Sant'Agata, stiamo facendo un bilancio e anche un riassunto per immagini e parole della festa di Sant'Agata appena finita. Possiamo dire appena finita perché è finita una settimana fa, ma ieri c'è stata l'8ª, quindi possiamo per noi catanesi dire che la festa si è definitivamente conclusa a partire da ieri. Allora, stavamo guardando appunto le immagini di quest'anno. Vediamo adesso l'uscita di giorno 5 pomeriggio, quindi dalla cattedrale, con l'esplosione dei fuochi, e le commentiamo in compagnia di Mariella Aurite, che è la mia ospite di questo pomeriggio. Allora Mariella, qui siamo in Piazza Duomo, ci sono i fuochi appunto in onore di Sant'Agata, che è appena uscita dalla cattedrale, sono le 5 del pomeriggio, da poco passate le 5. Un fiume di persone che accompagna questo giorno, che è proprio il giorno della Santa Patrona. Ricordiamo che questo è il giorno del pontificale, il giorno che è proprio il giorno del Dies Natalis di Agata, e mi dispiace che non si vede prima uno spettacolo veramente meraviglioso delle candelore che precedono il cordone, e ricordiamo che le candelore nascono proprio perché facevano luce al percorso di Agata e che poi si abbellirono, diventa anche sicuramente una cosa folcloristica, ma ricordiamo che anche loro hanno un valore sacro molto importante. E anche questo è stato un momento molto bello. I fuochi sono sempre molto particolari, però quest'anno
quest'anno tanti dicono sono tanti i fuochi, ma non è vero, perché i fuochi della festa di Sant'Agata sono soltanto all'uscita, poi i giorni nei posti un po' più importanti come il Fortino, al Borgo, Piazza ma Borgo. in realtà abbastanza... La vediamo. Senti, ma il Fercolo di quest'anno era lucidissimo. Sì, evidentemente quest'anno anche perché all'interno del Museo Diocesano, dove adesso C'è Casavara. dove c'è Casavara, questo ricordiamo che era un antico seminario che poi man mano si trasformò e fu passato il seminario dove adesso ha sede, e c'è molta umidità, per cui si annerisce l'argento, e quindi hanno pulito in maniera sicuramente eccellente quest'anno quelli, anche perché non è facile, non è facile usare dei prodotti che non debbano essere molto aggressivi, delle cose, soprattutto olio di gomito, io dico. Soprattutto e olio tanto di amore, gomito. perché E tanto amore. senza l'amore poi una volta non ci eravamo si ottengono proposte noi questi donne per risultati. pulire, ma niente, è escluse caduto. dalla festa. Senti, ma Mariella, ma perché questa curiosità mia, ma che sento chiedere anche a tanti quando siamo in giro durante appunto le ore della festa in diretta, quindi sento anche i commenti delle persone, ogni tanto si vede qualche donna che ancora indossa il sacco verde, però questo sacco verde praticamente è estinto. Allora, ma più che estinto, abbiamo chiesto, a noi lo chiedono sempre, abbiamo chiesto di mantenere quella che è questa macchia bianca, perché le donne quando sono volute entrare nel cordone hanno uscito quello che era la veste votiva, che ancora oggi, di Santa Lucia, di Sant'Agata, delle Vergini Martiri, che in realtà ho sempre detto che non va indossato col cappello, né con i guanti e né col fazzoletto, ma le nostre nonne mettevano questo saio con il cordoncino rosso e verde sotto i cappotti, mi ricordo, sotto i cappotti, e scendevano a vedere la ma festa. Ma il saio bianco o verde? No, quello verde. Quello verde. Poi, visto che le ragazze, ma stiamo parlando che le donne non entravano nel cordone, quando hanno cominciato a entrare, prima hanno voluto ribadire il concetto del saio verde, della loro devozione, e quindi un po' di forza hanno messo, e c'è stato un lungo periodo che si stava mischiando un po' questa immagine bianca e verde, per cui abbiamo preferito dire alle nostre ragazze: indossate quello bianco. Quindi adesso questo è il commento di Adelaide Barbagallo durante la diretta. Magnificenza, effettivamente sì, un aggettivo assolutamente adatto per questi momenti e per queste immagini. E poi da lì è trascorsa la festa, che è andata, questo lo hanno detto tutti quanti, anche Renna, anche nei commenti dei protagonisti, sicuramente è stata una edizione, la 2025, contrassegnata dalla sicurezza e dalla serenità. Sì, certo, dobbiamo anche ricordare che quest'anno è stato un anno, è stato un anno dove i giorni di Sant'Agata sono capitati in periodo feriale, una settimana, durante la settimana, mentre l'anno scorso è stato di fine settimana, non capiva nel fine sabato settimana. e domenica ha fatto tanto, no? Certo. E chiaramente tanta gente che viene da fuori Catania magari lavorava e non poteva, visto c'è stata una alternanza molto forte, ma tantissimi turisti e tanti catanesi, tanti. Io penso che i catanesi quasi tutti sono scesi a vedere Sant'Agata. Catania e dintorni, diciamo. Catania questi dintorni però si allargano sempre di più. E poi l'ottava, ieri l'ottava, cosa succede all'ottava, ma soprattutto qual è il significato dell'ottava? L'ottava intanto diciamo cosa succede. Allora, cosa Sant'Agata succede? ieri è stata tutto il giorno in cattedrale, esposta in cattedrale. Sant'Agata, io mi dico, tu dici che il giorno 4 è il momento bellissimo, per me il momento bellissimo è l'ottava, perché l'ottava ritengo appunto il fatto che Sant'Agata sia sull'altare, tu possa pregare all'interno della chiesa e senza la confusione. Senza la confusione, anche con la confusione, ma con tutte le reliquie esposte che vengono poi
poi venerate e baciate tra una messa e un'altra, c'è questa possibilità di vedere e baciare le reliquie, la mammella, i femori, la mano, è bellissimo. E questa è una cosa secondo me che dovremmo raccontare di più anche, no? Dal punto di vista proprio anche della comunicazione, perché anche, magari non tutti lo sanno. Sì, avviene questo anche il 17 agosto, fa un giro un po' più largo, ma avviene nella stessa maniera. La mattina presto esce con la prima messa alle 7:30 e poi questo succedere di preghiera fino ad arrivare al pomeriggio, ma le reliquie sono tutte esposte e non durante i giorni di Agata. Giusto. Il 4 e il 5 voi non vedete le reliquie esposte. Invece per l'8ª per l'8ª e per il 17 agosto sì. E poi cosa succede? C'è una piccola processione. C'è una piccola processione che esce dalla porta laterale e fa esattamente un giro della piazza insieme alle candelore e Sant'Agata a spalla con il busto e con i devoti che la portano. Sul tronetto. La processione avanti di tutte le associazioni come quella più o meno di giorno 3, un po' più corta, sicuramente perché ci sono solo le associazioni agatine, e poi il clero. E poi quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere tante piccole socie aspiranti che per la prima volta hanno sfilato. Ma qual è il significato dell'8ª? E poi chiudiamo perché siamo in chiusura. L'8ª ha un'antichissima origine biblica. 7 giorni, i 7 giorni per la creazione, l'8º giorno si riposò, l'8ª fino a che ci fu il Papa Pio, mi pare X, fu un'ottava continua, c'erano tantissime ottave, ora c'è ogni santo ha la propria ottava, è un modo per ricordare e per ringraziare quel momento che abbiamo vissuto e anche per darci un arrivederci. Ma adesso le ottave non sono più come una volta, ma restano quelle della Chiesa importanti come il Natale, come la Pasqua, nei periodi che avvolgono tutta la Chiesa, mentre per i santi si è ridotta soltanto alla città di competenza. Prima erano per tutto il mondo, facevano ottavari continuamente, sì. Però nasce dalla creazione. Quindi una tradizione biblica, anche questo è una informazione che portiamo nelle case dei nostri telespettatori e poi un po' in giro in tutto il mondo. Lo ricordiamo, le nostre dirette quanto sono state seguite anche allo streaming sul web, grazie alla Sicilia Web e poi ovviamente sui social che portano quelle immagini in giro per il mondo. E gli accessi sono stati davvero tanto, abbiamo toccato 2 milioni di telespettatori, questo l'abbiamo raccontato anche nei servizi all'interno del nostro telegiornale nei giorni scorsi. E che dire, la festa di Sant'Agata per il momento finisce qua, però dobbiamo stare attenti perché Renna ha detto sapremo se la festa di Sant'Agata 2025 è andata bene solo l'anno prossimo. Esatto, allora ognuno di noi sa fare i conti con sé, infatti Sant'Agata l'ha considerata come segno di speranza, di libertà e di libertà in Cristo, così come ha titolato la Chiesa catanese il mese di gennaio che è stato costellato da momenti importantissimi di preghiera. Grazie Mariella Aurite, noi ci rivedremo per l'edizione dell'anno prossimo, poi anche l'8 marzo per la vostra iniziativa. Grazie a tutti i nostri telespettatori, alla prossima, arrivederci.